Buongiorno, ben arrivati in nostra compagnia. Siamo in diretta e lo siamo con una persona che mi fa particolarmente piacere sia qui con noi, anche perché poi l'ho chiamato all'ultimo e si è reso estremamente disponibile, perché il tema è molto importante ed anche di estrema attualità. Everardo Dalmaso, consigliere comunale del Comune di Vicenza, delegato alle pari opportunità, grazie di essere qui con noi, peraltro anche avvocato, quindi parliamo anche di temi che riguardano in generale il sociale, perché vorrei rendere edotti i nostri telespettatori delle tantissime iniziative che lei è riuscito a portare a termine in pochissimo tempo come consigliere del Comune di Vicenza e riguardano tutto l'ambito sociale in modo particolare, ma anche lo sportello antiviolenza, sportello per le pari opportunità, un centro antidiscriminazione per persone lesbiche, per gay, insomma ci sono tantissime cose. Quest'oggi puntiamo l'attenzione in modo particolare sulle coppie di fatto, ovvero la convivenza, le regole della convivenza. E qui stiamo parlando non solo, come magari alcuni possono pensare, due giovani che prima di sposarsi convivono, ma tantissime persone che per i più svariati motivi hanno deciso di convivere, vuoi perché magari lesbiche o gay, e questa è un'apertura che poi vedremo anche insieme di capire se a livello governativo si sta facendo qualcosa, secondo lei c'è un versante che è congruo oppure no, nella giusta direzione, guardando le esigenze concrete dei fatti. Poi lei ancor più essendo avvocato e avendo a che fare anche con i notai ci può dare il giusto punto di vista, ma anche moltissime persone che ci hanno scritto, sollecitato, scritto a mano delle lettere, anziani che convivono gioco forza perché sono vedovi o vedove, hanno magari dei figli anche che sono grandi, che non vedrebbero di buon grado un ulteriore matrimonio, insomma hanno fatto questa scelta, però hanno anche dei timori legati al fatto che se succede qualche malattia importante, qualcosa, il tipo di assistenza che può essere data o non può essere data, in caso di morte parleremo anche di testamento, come deve essere redatto questo benedetto testamento, insomma tante piccole e grandi cose. E altri invece che per anche ragioni economiche sono sempre di più, vanno avanti nella convivenza e acquistano un immobile, oppure fanno delle alienazioni, costituiscono società, insomma le cose si evolvono nel tempo. E siccome questo sta diventando un dato di fatto nella nostra società, persino la Chiesa lo sta prendendo in seria considerazione, dobbiamo prenderlo anche noi, quindi dare i giusti suggerimenti alle persone e raccontare dove possono avere anche le informazioni. Diciamo che il Comune di Vicenza è all'avanguardia. Sì, intanto grazie di avermi invitato, buongiorno a tutti. Il Vicenza è una città all'avanguardia da questo punto di vista, ma anche come anche Padova, devo dire. Vicenza è stata la terza città in Italia che ha permesso di ottenere l'attestazione di famiglia anagrafica. Cosa vuol dire? Vuol dire che una coppia qualsiasi, nel senso che possono essere anche di fatto due amici, due persone anziane che vivono assieme, che vogliono darsi un reciproco aiuto, una coppia omosessuale, una coppia eterosessuale, qualsiasi tipo di persone, che però abbiano la condizione qua non è che siano nella stessa residenza, cioè devono avere la stessa residenza, possono recarsi presso l'ufficio anagrafe della città e dire di volere questa attestazione di famiglia anagrafica. E cosa vuol dire questo? Cosa vuol dire? Che viene dato questo foglio che dichiara che sei convivente. Perché viene dato questo foglio, questa attestazione? Perché la legge prevede già delle tutele per le persone conviventi, solo che questa cosa un po' si sa poco, ma soprattutto il problema è di dimostrare che sei convivente. Quindi l'attestazione ti permette ad esempio di recarti in ospedale a fare visita al partner nel momento in cui questo sia ricoverato. Perché altrimenti? Altrimenti potrebbe essere più complicato nel momento in cui il partner non sia in grado di intendere di volere in quel momento, potrebbero dirti no, tu non sei nessuno, noi non ti facciamo entrare per questioni di privacy, eccetera, eccetera. Può darti sì, altresì la possibilità di ottenere informazioni sulla salute di questa persona, che altrimenti ti sarebbero precluse. Puoi ottenere anche un risarcimento per esempio da danno da fatto illecito. Supponiamo il tuo partner viene vestito da una macchina. Se sei marito, moglie, figlio, genitore, hai diritto per legge ad un risarcimento del danno morale, il cosiddetto prezium doloris. Fino a un po' di tempo fa il convivente non era contemplato. Da un po' di anni invece la Corte di Cassazione a sezioni unite ha dichiarato che anche il convivente ha diritto al risarcimento del danno, esattamente come il coniuge. Con che parametri? Deve però dimostrare di avere una convivenza stabile, forte e con una comunione di intenti e quant'altro. Allora,
Però la Corte di Cassazione non fa legge, c'era un Beh, precedente insomma, di in giurisprudenza. questo caso qua alla fine l'ha fatta, perché il risarcimento del Ormai danno viene ormai diventa de riconosciuto. plano a tutti quanti, e quindi questa cosa qui di fatto è diventata una cosa sodata. Come fai? Perché poi ci si può recare in carcere a trovare il partner, o comunque il tuo familiare anagrafico in qualche modo. E, ci si può recare in carcere nel caso di arresto o di reclusione, cosa che prima non era, cioè, che altrimenti non è possibile. Ci si può anche esimere dal testimoniare in sede penale nei confronti del partner, cioè il coniuge può dire in sede penale: io non voglio testimoniare contro mia moglie o contro mio marito, perché magari l'ho visto commettere un reato, però non me la sento, quindi comunque non mi sento equilibrato in questa cosa qui. Ecco, il fatto di avere questa attestazione ti permette anche di poter non testimoniare nei confronti del partner, in sede penale soltanto. L'altra cosa ti permette anche di accedere a dei bandi per le case popolari, cosa che di più in più è necessaria, perché i bandi per le case popolari si pensa sempre che siano soltanto per certi tipi di persone, ma in questo momento spesso la coppia di fatto è composta da persone che si sono separate. Okay? Che quindi ricostituiscono un nuovo nucleo familiare nelle more dell'attesa del divorzio, che spesso, se per esempio è un divorzio giudiziale, ci mette anni per arrivare, perché allora, se noi partiamo da una separazione consensuale e con un divorzio consensuale, tutto quanto, il minimo sono 3 anni di attesa dalla separazione. Nonostante si era detto che Esatto. si doveva dividere. 3 anni più il tempo per la sentenza, più il tempo del deposito dell'atto, tutto quanto, alla fine diciamo che morali diventano 4. Adesso sono stati, in alcuni casi, in casi limitati, sono stati accorciati i tempi, però ancora dobbiamo vedere, perché in realtà la legge sul divorzio a breve è ancora impantanata in Senato, e quindi non è ancora impantanata tutto, proprio. sì, perché come diceva una collega pochi giorni fa è così. Quindi vedremo un attimo cosa succede. Adesso l'evoluzione non è ancora del tutto avvenuta sul divorzio a breve, speriamo che ci sia qualche cosa, che comunque riguarderà soltanto divorzi consensuali, divorzi senza figli, minorenni, una serie, cioè è molto restrittivo. Per il resto tutto continua come prima. Detto questo, la nuova famiglia costituita, diciamo il nuovo nucleo, parte svantaggiato. Perché? Perché generalmente, diciamo, il marito non so, deve pagare gli alimenti per i figli del precedente matrimonio, spesso degli alimenti alla moglie, quindi ha dovuto lasciare la casa coniugale alla moglie e adesso deve prendersi un nuovo appartamento per la nuova famiglia, quindi in questo caso qui veramente i soldi sono pochissimi e l'accesso a un bando per le case popolari è fondamentale, diventa fondamentale per la nuova famiglia. Ricordiamoci che non è che sempre, perché spesso detta così uno pensa subito al marito che va via. No, potrebbe anche essere la moglie che dice: mi sono stancata, però siccome ha i figli minori la casa coniugale rimane a lei, quindi il marito comunque deve andare via, anche se magari lui era innamoratissimo della moglie, non voleva continuare il suo matrimonio. Comunque, sono cambiate un po' le situazioni sì, rispetto al comunque deve andarsene, e a quel punto la casa coniugale rimane mediamente alla moglie perché ha i figli minori e lui deve trovarsi un'altra soluzione. A quel punto diventa veramente difficoltoso, pertanto il fatto di poter costituire anche solo con un amico, perché potrebbe essere che non scelga una nuova compagna, ma di che vada a vivere con un altro padre separato, costituisce una famiglia anagrafica con questo padre separato, sono esempi limite, ok? Ma parliamo di l'ampio spettro. Cioè, quindi convivenza in senso tecnico a questo punto, quindi non potrebbero essere anche viceversa due amiche che hanno deciso per alleggerire due persone anziane, amici, sì, esatto, per dividersi i costi, le spese, come può succedere tante volte, tranquille, beate, e questo si tratta di convivenza. Esattamente, anche due persone anziane che dicono: guarda, abbiamo la pensione minima, facciamo fatica tutte e due, sono senza figli, sono senza questo, mi do una mano con quest'altra persona, posso costituire una famiglia con questa persona, che è una cosa anche che ti dà un senso di continuità, di forza, di aiuto, quindi devo dire che in effetti, per esempio a Vicenza mi pare che siano state già costituite 58 famiglie anagrafiche, di cui 3 sono di coppie maschili, 2 di coppie femminili e tutte le altre sono di coppie eterosessuali di qualsiasi tipo, nel senso, anche, non so dire l'età, questa non so dire, le fasce d'età non le so dirle, però voglio dire, non era, molti dicevano: si costituisce la famiglia per i gay, no, in realtà è molto aperta, è un ventaglio molto aperto che trovo questo. Comunque questa è una forma di tutela, di garanzia che riguarda questi aspetti che lei ha menzionato, non da ultimo anche magari poter accedere alle
le case popolari, no? Diceva che è una cosa... Sì, questa cosa non entra nell'ambito economico, cioè non vengono tutelati gli aspetti economici della coppia. Per fare questo... Esatto, prima di parlare di aspetti economici volevo chiederle, ma qualora ci fossero, e ci sono, delle coppie di fatto con figli, perché nel frattempo hanno arrivati i figli, poi tante volte si arriva al matrimonio, si divide il matrimonio successivamente, in un momento successivo, io dicevo adesso ancor più, per motivi economici, perché comunque il matrimonio, al di là di tutto, ha un suo costo. Esiste la medesima possibilità o è solo per conviventi senza figli? No, assolutamente, anzi, noi la consigliamo fortemente a coloro che hanno figli, perché insomma, supponiamo che io e lei siamo una coppia di fatto, abbiamo dei figli, io finisco in ospedale, lei non può venirmi a trovare, non può venire dentro perché non ha nessuna carta che dimostra che lei è la mia convivente, e quindi i figli hanno accesso, perché i figli sono figli miei, quindi hanno accesso, ma lei non potrebbe venire, non potrebbe avere informazioni sulla mia salute, quindi rischiamo di avere un bambino di 3 anni che non può chiedere informazioni sulla mia salute e lei nemmeno. Quindi noi fortemente consigliamo alle coppie che sono in attesa di per esempio di potersi ricostituire una nuova famiglia, di accedere a questo tipo di servizio. E per accedere a questo tipo di servizio, tecnicamente cosa deve fare il cittadino? Si va allo sportello anagrafe del comune, sia a Padova che a Vicenza. Quindi Padova e Vicenza sono incluse? Sicuramente sì, mi credo anche Bassano, ci sono vari comuni che ormai insomma, i comuni si stanno espandendo, noi siamo stati terzi, però credo che poi le cose si sono espanse a macchia d'olio. Si va all'ufficio anagrafe e ti dice vorrei l'attestazione di famiglia anagrafica e questo permette di dare un'attestazione, quindi questa cosa qui permette. Quindi non ha costi, non occorre notaio, avvocato, credo che sia un costo di 10 euro per una macchina da bollo. Un'attestazione. Bisogna portare delle prove, diceva lei. In realtà basta essere, no, la prova è che basta essere... La certificazione. Si fa il certificato di residenza e quindi è posto. Quindi questa è la cosa. Aspetto economico, che invece è quello un po' più... Allora, l'aspetto economico... ci sono 2 aspetti che vanno valutati a parte. L'aspetto delle questioni ereditarie, che questo tipo diciamo che l'attestazione di famiglia anagrafica non tutela, assolutamente, quindi non dà diritto ad ereditare dal partner, e quella va fatta sicuramente con testamento o con atto notarile. E poi la situazione economica. La situazione economica, anche questa, non viene presa in considerazione dalla famiglia anagrafica, ma bisogna fare, se si vuole, i cosiddetti patti di convivenza notarili. Quindi si va da un notaio, l'ordine dei notai italiano ha istituito questi patti di convivenza. Sono dei patti in cui si possono decidere contrattualmente, di fatto, tutti i vari aspetti economici che regolano la coppia, che può essere un mantenimento anche dopo che si è separati, una serie di cose, anche una specie di pagamento mensile, tutto ciò che riguarda... È un contratto sostanzialmente, dal notaio che certifica, quindi questo contratto ha una valenza. Può essere fatto anche davanti all'avvocato o solo notaio? No, si chiamano patti di convivenza notarili, sono fatti da notarili, quindi non un pubblico ufficiale generico. No, perché a quel punto devono avere un determinato tipo di forma, eccetera, quindi... Ok, e in questo patto di convivenza si stabiliscono le regole del... Sì, e che ognuno sceglie come preferisce. La cosa interessante è che ognuno sceglie quello che vuole, cioè si può decidere qualsiasi tipo di regola all'interno di questi patti. Ovviamente che non sia contrario alla legge, nel senso che io non posso, come tutto in Italia, tutto si può fare finché non è contrario Facciamo alla legge. Facciamo un esempio di patto di convivenza, di regole che possono essere scritte, che a lei è capitato magari che possono essere state riportate. Io non ho ancora visto i patti di convivenza, non ne ho ancora visto uno purtroppo, però penso che un esempio potrebbe essere che la nostra coppia, essendo sono una coppia di fatto, la persona con cui vivo ha deciso di non lavorare perché preferiamo che uno dei due segua la casa, il giardino, gli animali, quello che vogliamo. A quel punto, nel caso in cui ci lasciassimo, potremmo decidere che anche dopo una volta lasciati io possa passare un contributo economico a questa persona, perché avendo scelto insieme che lui non lavorasse, ed è una scelta che abbiamo fatto insieme, eccetera, eccetera, io dico, va bene, nel caso in cui ci lasciassimo, io posso decidere che dopo
visto che questo qui ha perso il lavoro, sarà difficile che si reintegri, eccetera, eccetera, abbia un mantenimento. Questa potrebbe essere una scelta, per esempio. Ah, quindi cose anche di questo Sì, tipo. perché nel momento in cui io non vado contro la legge, perché non faccio nulla che sia contrario alla legge, no? È una scelta mia, personale, che Ma decido con un'altra persona. qualora ci fosse il diverbio, il litigio, la separazione che come avviene nei matrimoni, no, che sono oggetto di un contendere anche abbastanza acceso, che valenza giuridica possono avere? Beh, Quindi è dal punto sempre, di è vista sempre un legale. contratto, no, che viene fatto, quindi il contratto viene Viene portato, impugnato, viene quindi. impugnato, viene portato davanti a un giudice il quale potrà decidere se questo contratto deve Quindi un essere. aspetto civilistico, Sì. insomma. Sì. Poi questi patti di convivenza si possono anche sciogliere, nel senso che se una persona si separa tranquillamente, dice basta, la nostra storia è finita, si va dal notaio, si disdice quello che si è detto sostanzialmente e la cosa finisce lì. Ecco, le parcelle del notaio sono in proporzione al Le valore. parcelle del notaio sono abbastanza, allora, da quello che ho capito, i notai per questa cosa qua, siccome ci tengono molto, hanno deciso di fare un prezzo non troppo alto, però Quindi, oggettivamente può variare, è chiaro, perché se arrivo io che voglio fare una roba semplicissima, certo. ha un costo. Se arriva quello che ha 7 aziende, 2000 Eh, tipi di cose, esatto. beh, ovviamente i prezzi sono diversi, ma è normale anche per noi avvocati, cioè Sì, in proporzionale al valore proporzione al valore del della causa, contender, proporzionale al valore certo. al tempo che ci si perde, alla difficoltà dell'atto che viene fatto, le parcelle sono diverse. Però non parliamo mai di parcelle molto alte e questa cosa sarebbe importante che i notai lo dicessero, la spiegassero meglio. Infatti perché magari il timore per chi Sì, non perché ha il timore, possibilità. lo dico anche per me stesso, cioè anch'io so che quando si parla di questi patti, chissà quanto costeranno, in realtà poi parlando con l'ordine dei notai mi sono reso conto che le somme sono assolutamente abbordabili soprattutto in funzione del servizio che viene reso, perché questa cosa qui in qualche modo ti cambia la vita, cioè perché può cambiarti la vita in vari sensi, soprattutto a magari uno dei due partner. Quindi. Ecco, con la sua esperienza, non solo come consigliere comunale, quindi magari persone che ha sentito, perché queste cose nascono dalle esigenze del territorio, no, delle persone, ma anche come avvocato, che tipo di clausola immettere in questi patti, secondo lei sarebbe più indispensabile per rendere poi più semplice la vita di tutti i giorni delle persone, che poi magari diventa un problema sociale, perché poi Sì. ricade a voi col sociale, tra l'altro. Guardi, io sono un avvocato e faccio molto diritto di famiglia e quindi la domanda che mi pone è un po' la domanda da 100 milioni di dollari perché in ogni caso è un po' a sé, cioè il problema spesso è la gestione dei figli e quindi credo che quello sia il 90% dei casi delle separazioni che seguo, il grosso problema Sono sempre i sono figli. il mantenimento dei figli e i figli. E in questo può essere messo nei In questo patti? può essere messo, Ma alla anche prevalenza se in c'è la realtà, legge. No, prego. anche se in realtà poi comunque i figli sono sempre tutelati dalla legge a prescindere, Infatti c'è la quindi non è che legge. uno, cioè se anche uno decide a un certo punto di non mantenere più il figlio si mette un patto, no, perché il giudice in quel caso interviene e fa sì che tutti quanti i genitori, cioè entrambi i genitori partecipino facilmente. Ecco, la tutela dei figli, per chi non dovesse saperlo, in caso di assenza dell'istituto del matrimonio, in che modo viene tutelata dalla legge? I figli sono Figli tutti naturali, quindi. sono uguali, cioè sono esattamente uguali ai figli legittimi, cioè da 2 anni a questa parte, o sì, 1 anno e mezzo mi pare. I figli naturali, i figli legittimi, i figli adottati, sono tutti stati equiparati, quindi il figlio è uguale, eredita allo stesso modo, cioè tutti i figli, tutti Quindi i tipi di naturale, figli. legittimato, legittimo, Tutti, adottivo, esatto, eccetera, hanno tutti tutti pari stessi diritti, pari non c'è più, diritti, non mentre un c'è più, tempo c'era una esatto, c'erano delle varie differenza differenze sulla questione ereditaria e quant'altro, adesso sono tutti uguali, parificati. quindi sono tutti parificati, sono tutti uguali, hanno detto un mantenimento fino a che non sono economicamente autosufficienti e quindi potrebbe essere anche in tarda età, nel senso che c'è tarda età, diciamo che io seguo per esempio delle separazioni in cui i figli hanno 30-32 anni ma stanno ancora studiando, stanno ancora facendo dei master, non hanno ancora un lavoro stabile e i genitori devono ancora mantenerli. Oggettivamente è un'età che per me è tarda, nel senso che quando devo scrivere Sì. che il padre ancora deve passare gli alimenti al figlio è complicato, però devo dire che alla fine insomma è la legge così, questo prevede e la tutela del figlio è primaria per il nostro paese. Perfetto, continuiamo su questi discorsi perché poi ci sono altri componenti molto interessanti da analizzare, sempre l'aspetto economico, ma non soltanto. Parleremo anche di testamento, tra l'altro come deve essere Sì. dato, tante volte ci sono degli errori e poi naturalmente coppie di fatto gay, eterosessuali oppure lesbiche
che tipo di regolamentazione può essere prevista, se ci sono dei limiti, visto quello che sta succedendo poi dei prefetti che intervengono contro la volontà dei sindaci, insomma ci si è creato un po' così, di insicurezza e di confusione. Pubblicità, pochi secondi, poi torniamo con voi.